Ben ritrovati con una nuova puntata di Direttamente Su. La puntata di questa sera sarà interamente incentrata sull'approfondimento e la riflessione legate alle linee guida enunciate dal Vescovo diocesano Monsignor Alberto Tanasini nel corso dell'Assemblea diocesana convocata dal Vescovo stesso in cattedrale a Chiavari. Un momento di festa e di incontro, ma anche di riflessione e di approfondimento, con oltre 500 fedeli presenti in piazza Nostra Signora dell'Orto e ancora di più quelli che erano presenti in cattedrale per la Santa Messa di ringraziamento. Questo evento è stato organizzato al termine di un percorso durato 2 anni, partito nel 2016 con il convegno diocesano che ha voluto approfondire i temi legati all'esortazione apostolica di Papa Francesco Evangelii Gaudium, in particolare i 5 verbi emersi anche nel convegno ecclesiale di Firenze: uscire, annunciare, abitare, trasfigurare ed educare. Su questi temi si sono svolti i cosiddetti tavoli sinodali, dei tavoli in cui si sono riuniti circa 630 persone suddivise in territorio nei vari ambiti, 8 gli ambiti in cui è stato suddiviso il territorio della diocesi di Chiavari. Ne sono emerse delle relazioni sottoposte al Vescovo, il quale ha sintetizzato ulteriormente le richieste e le urgenze fotografate sul territorio, stilando poi un documento conclusivo che è stato distribuito proprio in occasione dell'Assemblea diocesana e che sarà a disposizione delle parrocchie affinché il numero maggiore di fedeli possibile possa entrarne in possesso e prenderne lettura. Sono essenzialmente 6 i punti sui quali il Vescovo si sofferma in questo documento, a partire dalla lettura e dall'annuncio del Vangelo, proseguendo poi con la promozione della comunione tra le varie realtà locali, i momenti di formazione, l'attenzione alle celebrazioni liturgiche e ancora abitare la città degli uomini con particolare attenzione alle solitudini e alle famiglie, ed infine la carità che non abbia finzione affinché le chiese non diventino mere agenzie assistenziali ma si formino le persone proprio alla carità. Al termine il Vescovo ha dato l'appuntamento ad ottobre al convegno diocesano, dopo il quale inizierà la seconda visita pastorale che Monsignor Tanasini compirà questa volta nel territorio suddiviso per ambiti, per poter affrontare insieme agli operatori della pastorale ma anche agli abitanti del nostro territorio questo nuovo cammino che riparte sullo slancio del Vangelo. Vi proponiamo ora integralmente l'intervento di Monsignor Alberto Tanasini, che è stato il cuore dell'Assemblea diocesana in cui appunto si sono enunciate le nuove linee guida. L'appuntamento invece per quanto riguarda Direttamente Su è alla settimana prossima. Buon ascolto. Possiamo domandarci, qualcuno lo farà certamente, perché una convocazione così solenne? Il motivo è che il momento è importante e abbiamo voluto che la nostra comunità diocesana se ne sentisse coinvolta, non fosse possibilmente soltanto ciò che interessa agli addetti ai lavori. Ritengo infatti che sia importante portare a compimento il lavoro al quale si sono dedicate più di 600 fedeli in 2 anni in tutta la diocesi. Un lavoro dedicato a rispondere alla richiesta di Papa Francesco che anche la nostra Chiesa si metta in gioco per un rinnovato annuncio del Vangelo. Ed è importante, fondamentale l'annuncio del Vangelo. Come è importante scuoterci come comunità e come singoli fedeli per essere più adeguati a questo impegno. Ecco il motivo del rilievo e della solennità che abbiamo dato a questo momento. Subito voglio ringraziare tutti coloro che hanno accettato di partecipare al lavoro nei 2 anni trascorsi. Non meno ringrazio voi che avete accolto oggi l'invito di essere qui. Abbiamo voluto che il nostro incontro non avesse la veste di un convegno togato, formale, ma che avesse il tono di una festa
di una festa gioiosa, ricordando le parole del Salmo: ecco quanto è bello e quanto è soave che i fratelli si trovino insieme. E che la nostra Chiesa mostrasse la sua unità in un momento così importante, di cui tutti ora siamo chiamati ad avere consapevolezza. Ecco, io vi presenterò un documento che è il frutto del lavoro di cui ho parlato, di 2 anni. Però ho accettato volentieri il suggerimento di non fare semplicemente una lettura, che può essere anche noiosa, tanto più che nei libretti che vi sono dati, attraverso questi libretti potrete leggere, spero lo facciate, leggere e riflettere su quello che è stato scritto, ripeto, su indicazione, come frutto di un lavoro fatto. Ma cercherò di fare una presentazione discorsiva che ci permetta dunque anche di chiarire quei punti che eventualmente siano un po' più formali, un po' più tecnici. Dunque, tutto è teso all'annuncio del Vangelo e ogni rinnovamento che vogliamo operare, ripeto, su invito del Papa Francesco, non è un rinnovamento tanto per cambiare qualcosa e neanche soltanto un rinnovamento per organizzare meglio le cose, ma è prima di tutto, teniamolo presente, per poter essere in grado di annunciare il Vangelo. Perché siamo consapevoli che la buona notizia di Cristo Gesù, questo è il Vangelo, la buona notizia di Gesù, non si tratta di parlare di principi, di insegnamenti, ma una persona. Bene, questa buona notizia è un dono che abbiamo ricevuto e che a nostra volta vogliamo diffondere, perché ne siamo debitori. Oltre al fatto che Gesù lo ha chiesto, noi siamo debitori agli uomini di questo annuncio e a nostra volta vogliamo diffonderlo e tenerlo vivo tra gli uomini. E ho detto gratuitamente, sono parole del Vangelo di Matteo: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Cioè, in questo modo vorrei spazzare via ogni pensiero che questo sia per interesse, per rimpolpare le fila, perché sono meno quelli che vanno in chiesa. Non è questo il motivo che ci muove. Il motivo è che vogliamo far conoscere queste parole di vita per la salvezza degli uomini. Abbiamo ricevuto, vogliamo dare. Quindi, prima di tutte le linee organizzative e le strategie personali, è necessario lasciarci spingere dall'amore di Cristo, come dice l'Apostolo Paolo. L'amore di Cristo ci spinge. E quando diciamo amore di Cristo intendiamo l'amore per Cristo, e questo significa averlo incontrato, averlo conosciuto, essere convinti che mi ha amato e ha dato se stesso per me, come dice ancora l'Apostolo, essere consapevoli che Lui è il dono di Dio, che manifesta l'amore del Padre per noi, e quindi essere innamorati di Lui. Troppe volte noi ci fermiamo a ciò che è esterno,
Ma se non c'è Cristo per noi al centro, è tutto inutile. Non avremo mai la forza vera di testimoniare, di annunciare il Vangelo. Quindi l'amore per Cristo, ed è già un impegno questo, non lo diamo per scontato. Non diamo per scontato che sia così vivo per noi l'amore di Cristo. L'impegno è ravvivarlo. E poi l'amore di Cristo vuol dire l'amore che viene da Lui. Avendolo ricevuto, noi non possiamo non darlo a nostra volta. E quindi ci spinge l'amore per le donne e gli uomini del nostro tempo. E ci chiede di lasciarci rinnovare, ecco la parola, rinnovare da questo amore, prima che da tutto il resto che possiamo fare. Rinunciando a chiuderci su noi stessi e rinunciando a ciò che è puramente formale, esteriore, e che non obbedisce alle esigenze della fede nelle attuali condizioni. Ecco, di qui il principio, il criterio del rinnovamento. E il primo annuncio di Gesù avviene col vivere il Vangelo. Se viviamo il Vangelo, possiamo annunciare il Vangelo. Perché se lo viviamo possiamo mostrare la forza efficace del Vangelo, come incide sulla vita degli uomini. Vivere il Vangelo, osservando i Suoi comandamenti. Gesù ha detto: se mi amate, osservate i miei comandamenti. Ed ha aggiunto: il mio comandamento è questo, che vi amate gli uni gli altri come io vi ho amato. Da questo, dice ancora Gesù, tutti sapranno che siete i miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri. Tutti sapranno, tutti vedranno, tutti scopriranno da dove viene la vita in Cristo. Se voi darete questa capacità di mostrarlo. Gesù ha detto ancora: come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Ci tengo, rileggendo queste parole del Vangelo di Giovanni, a dirci che non sono belle citazioni da fare in chiesa, sono parole da vivere. E finché non le viviamo, rimangono sulla carta e non diventano Vangelo annunciato. Comunque le parole che io ho citato, che ho richiamato, sono le radici della comunione. Cosa intendiamo con questa parola comunione, che può essere fraintesa? Fraintesa perché per noi la comunione vuol dire andare all'Eucaristia spesso. Chiamiamo quella la comunione, ed è certamente una comunione con il corpo di Cristo. Ma quando usiamo questa parola in senso pieno, intendiamo parlare del legame che raccoglie i credenti in Cristo. Parlare del legame che raccoglie tutti i credenti in Cristo. Questa è la comunione. E che condividono la stessa fede, la stessa vita divina che è donata, l'essere figli di Dio, e la carità fraterna.
Ecco, questa è la comunione. E alla sua radice nella comunione delle persone della Santissima Trinità. Bene, sono convinto che vivere davvero la comunione, oggi più che mai, possa fare breccia nell'individualismo che è diffuso e che nello stesso tempo è fonte di tanta sofferenza tra gli uomini. Quindi è decisivo per noi, è già un impegno quello che vi dico, un impegno forte della nostra Chiesa, quello di crescere nella comunione concreta. Ripeto, non facendone soltanto l'oggetto di un'elevazione spirituale, ma portandola nella vita. L'esperienza del lavoro che ci ha portato qui oggi lo conferma. Nelle testimonianze avete già sentito che il camminare insieme, il sederci attorno a un tavolo, interessati alla vita della nostra comunità, ha risvegliato in chi ha partecipato attenzione, desiderio di partecipazione, rinnovato desiderio di partecipazione alla vita della comunità, senso di responsabilità, gioia dell'incontro e della condivisione. Questa è stata l'esperienza dei 600. Vorremmo che fosse l'esperienza di tutti, se possibile. Fosse un'esperienza che facciamo. E io chiedo che non si abbandonino queste, che non abbandoniamo come Chiesa chiavarese questa esperienza sinodale che lo stesso Papa Francesco ci chiede di attuare. Voi sapete che il riferimento del nostro lavoro è stato il Vangelo, la parola di Dio, ed è stato l'esortazione di Papa Francesco Evangelii Gaudium, l'esortazione programmatica del suo pontificato. Ed è anche una indicazione che lui ci ha dato nel discorso al convegno di Firenze, su cui ritornerò. Bene, parlavo di comunione concreta. Chiedo ai pastori di essere i primi a dare l'esempio con la loro comunione fraterna. Ma chiedo anche a loro di incentivare occasioni e modi di incontro, in modo che i fedeli siano sollecitati a partecipare. Chiedo che siano rispettate le prerogative e la dignità dei membri del popolo di Dio. E che i fedeli sappiano che non ci sono fedeli di serie A e di serie B, ma che tutti i fedeli partecipano della dignità di figli di Dio e tutti sono chiamati a vivere la vita della Chiesa con responsabilità. Vanno dunque rispettati. E questa convocazione, che ho sottolineato, non è per addetti ai lavori, questa convocazione vuole essere proprio un gesto di rispetto per i fedeli della nostra diocesi, per tutti i credenti. Quello che chiedo che avvenga nelle singole comunità, nelle nostre varie comunità, e chiedo che avvenga negli ambiti di comunione pastorale. Ecco, subito spiego questa parola ambito per chi non la conosce. La nostra diocesi è organizzata, tutti sanno, in parrocchie, però sono organizzati ulteriormente in gruppi di parrocchie
ampi che sono i vicariati. Sono 5 i vicariati della nostra diocesi. Però per il lavoro concreto abbiamo ulteriormente organizzato degli ambiti di comunione, cioè abbiamo chiesto alle parrocchie che sono più vicine l'una all'altra di lavorare insieme. Qui sarebbe lungo il discorso. In Italia tutte le diocesi stanno facendo i conti con difficoltà pastorali e si sono cercate varie soluzioni. Le unità pastorali, ecco, se qualcuno vorrà approfondire potrà farlo, ci sono delle pubblicazioni anche al riguardo. Però noi abbiamo preferito questo sistema, gli ambiti, cioè degli ambienti, delle zone dove si può lavorare insieme, senza mortificazione. Ci sono delle diocesi che hanno deciso di unificare fisicamente tante parrocchie, non proprio arrivando alla soppressione ma quasi, togliendo i parroci e facendo sì che i preti si prendessero un pezzo non di popolazione ma di ambito di lavoro. Per i giovani un prete si occupa dei giovani, un prete si occupa delle famiglie, un prete sotto un unico grande parroco. Ecco, noi abbiamo preferito mantenere un po' le nostre realtà, ma cercando di favorire un lavoro comune condiviso, dove dunque nessuno è mortificato, per attività che possono essere, ad esempio, la formazione dei catechisti o altre iniziative che si possono fare insieme. In questo modo troviamo anche la possibilità di raccogliere le forze. Ecco, strumenti efficaci allora per fare quello che abbiamo detto, crescere nella comunione, riteniamo che siano i consigli pastorali di ambito, ecco, che chiedo di istituire con dei compiti specifici: garantire la comunione tra le comunità dell'ambito, favorire lo stile sinodale. Cosa vuol dire stile sinodale? Camminare insieme, i tavoli, l'entusiasmo del dire ma continuiamo a lavorare così. Bene, nelle singole realtà, nei singoli ambiti, ci sono certamente delle questioni che vogliamo affrontare. Invece di farlo in modo ristretto, si può valutare che sia il caso di fare un lavoro sinodale, cioè fare come abbiamo fatto in questi 2 anni, convocare i fedeli, tutti i fedeli che vogliono partecipare, per affrontare insieme questi argomenti, queste situazioni e cercare delle soluzioni, quindi condivise. Questo vuol dire che i consigli hanno il compito di proseguire nel lavoro sinodale. Non si può fare un elenco di casi, bisogna scoprirlo lì, dove si vive, dove si vede la necessità di questo intervento. Questi consigli pastorali di ambito, ai quali darò un regolamento, qualcuno ce lo ha già, perché qualcuno ha già cominciato a lavorare in questo modo, e cercherà
ogni ambito, di lavorare secondo questo indirizzo. Un altro compito di questi consigli sarà l'attenzione alla comunità ampia delle persone che vivono nel territorio, perché le nostre comunità ecclesiali siano luoghi di incontro e di ascolto reale e rispettoso dei bisogni e delle domande delle persone che vivono nel territorio, siano promotori di dialogo e collaborazione e infine garantiscono e promuovono l'attività caritativa, che peraltro è diffusa in diocesi, ma può essere meglio coordinata ed estesa. Non dimentico coloro che professano i consigli evangelici, consacrati nel mondo e religiosi e religiose, ai quali chiedo di essere testimoni del Vangelo, e specie alle comunità religiose chiedo di essere testimoni della comunione fraterna. Quindi promuovere la comunione, lavorare per questa unità, superamento di tutti i muri divisori. Tutti hanno constatato, dico nel lavoro dei tavoli, la necessità di formazione. Per noi non si tratta di cercare una crescita intellettuale o semplicemente culturale, ma si tratta di perseguire la crescita per la vita cristiana, per una testimonianza efficace e per dare fondamento al servizio ecclesiale. Ormai sono diffusi i servizi ecclesiali ai quali partecipano tutti i fedeli, o molti di essi. C'è bisogno di farlo non così perché si è sempre fatto così, ma per la consapevolezza con la consapevolezza di quello che si è chiamati a fare. La prima formazione deve riguardare la conoscenza del Vangelo, in modo che si colga la sua forza di plasmare davvero la vita. Conoscenza profonda del Vangelo, conoscenza appunto del Vangelo che penetra la vita. Questo impegno di conoscenza del Vangelo nasce dal fatto che proprio nel lavoro dei tavoli intanto si è sempre partiti dal Vangelo, e molti hanno detto: ma non lo conosciamo abbastanza il Vangelo, lo conosciamo come un libro, lo ascoltiamo in chiesa in un'omelia, ma una conoscenza viva in realtà non l'abbiamo. Anche mi risulta in un consiglio pastorale è stato detto, parlando della necessità di testimoniare il Vangelo, uno ha avuto il coraggio di dire: ma noi il Vangelo lo conosciamo? Membro di un consiglio pastorale parrocchiale, quindi una persona impegnata, ha avuto questa onestà di dire: ma noi il Vangelo lo conosciamo? Ebbene, questa domanda la ribalto. Noi il Vangelo lo conosciamo o abbiamo bisogno di conoscerlo? Abbiamo bisogno di fare in modo che questa conoscenza, ripeta, incida nella vita. Scopriamo come plasma la vita. Dal punto di vista dell'attuazione di questo impegno, ritengo che ci debba essere un riferimento comune per la diocesi e nello stesso tempo si tenga conto che le modalità debbano essere adeguate alle varie situazioni. E allora io do un riferimento comune e chiedo che ogni anno si faccia la lettura del Vangelo proposto dalla liturgia domenicale, ma non solo
alla domenica in chiesa quando andiamo a messa, ma in vari modi. Ripeto, ogni ambito valuti come impostare questa lettura, se con un programma continuato, se in determinati tempi dell'anno, se con incontri comuni, se con gruppi di ascolto in vari luoghi dell'ambito. Insomma, si valuti, e qui è importante il lavoro del Consiglio pastorale di ambito, si valuti come è meglio per quell'ambito lavorare, organizzare l'ascolto, la lettura approfondita del Vangelo. Io chiedo che comunque ogni ambito comunichi al Vescovo all'inizio dell'anno il programma annuale di lettura del Vangelo, come si è deciso di fare e in che modo, in che tempi e così via. E chiedo di non fare solo un invito generale, anche questo l'ho preso dal lavoro dei tavoli, ma di invitare personalmente le persone, un contatto personale. Non basta dall'altare dire c'è questo incontro, ma cercare di informare direttamente le persone. Ad esempio facendo pervenire un invito del parroco che informi della proposta. Un invito che arrivi alle famiglie, che arrivi alle persone. Comunque non ci si lasci fermare dall'eventuale esiguità della risposta. Non si dica non vale la spesa perché tanto partecipano in pochi. Non sia criterio il numero dei partecipanti, ma la volontà di far entrare il Vangelo nella vita. Non importa se sono tanti o pochi che rispondono, l'importante è che ci sia qualcuno che risponda. Bastano pochi che desiderano fare questo cammino a giustificare di farlo. E sicuri l'efficacia di una lettura approfondita. Ecco, mi sono fermato molto su quello che è la formazione attraverso la conoscenza del Vangelo. Ci sono anche altre forme necessarie di formazione. Chiedo anche di curare la formazione delle persone impegnate in un ministero ecclesiale. Primi fra tutti la formazione dei catechisti, che si dedicano alla trasmissione della fede per la vita dei cristiani ai più giovani. E poi si offrono iniziative di formazione per gli educatori e gli animatori dei gruppi giovanili. Si tengano presente che ci sono altre iniziative di formazione offerte dalla diocesi, come quelle dell'ufficio liturgico per i ministri straordinari della comunione e per i lettori. Noi siamo un po' abituati per le letture a dire improvvisare. È la lettura della parola di Dio, vi ricordo, ed è un annuncio sacramentale durante la liturgia. Non è una lettura qualunque. L'ufficio liturgico da tempo fa corsi di formazione per lettori, ma dato che si è visto che facendoli qui in centro pochi partecipavano, pochi lo sapevano, l'ufficio quest'anno ha deciso di andare là dove perlomeno c'è la disponibilità e là fare la formazione di un gruppo di lettori. Ci sono state anche delle belle risposte, già. Tanto per citare la Val Graveglia, erano una cinquantina che hanno fatto il corso di lettori. A Sestri e San Bartolomeo della Ginestra c'è stato un altro corso.
e comunque ce ne sono stati altri, e io spero che continui questo e che ci sia la passione di prepararsi, perché vuol dire che c'è la consapevolezza del valore della parola. Chiedo anche di valorizzare la scuola di teologia diocesana, contribuendo attraverso il dialogo con il direttore a rendere la sua impostazione sempre più rispondente alla necessità di una formazione qualificata a servizio della comunità. Ricordo anche che c'è il servizio che offre la scuola di musica sacra e del canto liturgico. Altro argomento: le celebrazioni liturgiche. Parto dal verbo trasfigurare. Allora faccio un inciso per spiegare. Nel 2015 si è tenuto il 5° convegno ecclesiale a Firenze, quello a cui facevo riferimento parlando dell'intervento del Papa. E il lavoro si è articolato secondo 5 verbi che sono stati desunti da Evangelii Gaudium, l'esortazione del Papa Francesco. Questi verbi erano uscire, annunciare, abitare, educare, trasfigurare. E in realtà il lavoro dei tavoli ha tenuto conto, si è riferito a questi verbi. Non tutti i tavoli l'hanno fatto nello stesso modo, però il riferimento c'era. Allora ritorniamo al verbo trasfigurare. Questo verbo ha provocato a trattare delle nostre liturgie, soprattutto delle liturgie eucaristiche, cioè delle messe. Perché trasfigurare? Perché la liturgia è un ponte fra il cielo e la terra, non nel senso che sia una evasione dalla realtà, ma una trasfigurazione della realtà, un innalzamento della nostra esperienza quotidiana. È il momento in cui la nostra vita, quella che viviamo in casa nostra, nel lavoro, nella scuola, viene offerta al Padre. È un gesto di lode e di invocazione, di comunione fraterna. È una finestra che si apre sull'infinito, che innalza a Dio amore. Bene, questa è la prospettiva, queste dovrebbero essere le nostre liturgie. Però noi abbiamo la realtà con la quale quello che ho detto contrasta, o meglio che la realtà che contrasta con quello che ho detto. Chi di noi vive la liturgia così? È aiutato a vivere la liturgia così? Molte delle nostre celebrazioni appaiono trascurate da tanti cristiani con molta noncuranza. Sembra normale non partecipare alla messa domenicale. Sembra che ci sia delle cose, ci siano delle esperienze molto più urgenti, molto più importanti, molto più interessanti. E allora questa realtà, a mio avviso, testimonia da una parte delle incapacità di riconoscere il valore del dono che il Signore ci ha fatto con l'Eucaristia. Trascuriamo il dono di Dio. Se tu conoscessi il dono di Dio, diceva Gesù alla Samaritana, e noi lo trascuriamo il dono di Dio. Da una parte quindi siamo incapaci di riconoscere il valore del dono, ma testimonia anche della inadeguatezza delle nostre celebrazioni a farlo percepire. Dobbiamo dire che troppe celebrazioni
non sono tali da fare percepire quanto abbiamo detto. E non si tratta di suscitare un interesse esteriore, ad esempio con la spettacolarizzazione delle celebrazioni, ma di toccare le corde dello spirito. Le liturgie in se stesse sono evangelizzanti, non solo perché si legge il Vangelo, ma per come le si vive. Certamente celebrare le liturgie che abbiano quel volto è un dono dello Spirito Santo, che sa ravvivare il senso del mistero coniugandolo con la gioia dell'assemblea dei fratelli, ed è frutto dell'evangelizzazione. Ma che fare da parte nostra per dare una migliore impronta alle nostre liturgie? Questa è la domanda. La prima risposta che mi viene è curandole meglio, con le nostre forze, non improvvisandole ma preparandole, con la consapevolezza che la liturgia è culmine e fonte della vita della Chiesa e non un gesto tra gli altri. E un tale impegno non deve riguardare il solo sacerdote, ma anche i fedeli che sono chiamati a coinvolgersi in questa preparazione. E allora, in concreto, è auspicabile che si curi con finezza l'ambiente della liturgia, gli arredi ordinati e puliti, i libri liturgici non strappati, non sporchi, l'ordine della Chiesa, la pulizia, i fiori in modo adeguato. Sono le cose esteriori, se volete, ma intanto danno un tono all'ambiente. Che si preparano i canti, le sobrie munizioni per aiutare i fedeli a meglio comprendere la preparazione dei lettori, dicevo prima, che preparino la lettura delle letture loro assegnate, che siano già predisposti i ministri della comunione là dove è necessario e non chiamati all'improvviso, che siano preparati i nostri ministranti, i chierichetti. Ci sono delle parrocchie ammirevoli, ci sono delle situazioni invece in cui i ministranti non ci sono. Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium chiede ai sacerdoti celebranti di preparare con cura l'omelia. Dedica molte pagine a questo Papa Francesco. E chiedo ai sacerdoti celebranti di tenere presente quanto il Papa diffusamente ha scritto. Si chiede ai fedeli di rispettare la natura del luogo sacro, il luogo dove si celebrano i sacri misteri, che vuole offrire il clima della preghiera e del raccoglimento, quindi del silenzio. Quello di avere un po' di silenzio in chiesa sembra un'utopia, vi dico sinceramente. Quando il vescovo arriva per dar le cresime, a volte deve farsi largo tra le persone che non gli danno spazio per entrare e arrivare all'altare, perché devono chiacchierare in mezzo alla chiesa. Ecco, vorrei che si ritornasse ad avere il senso del luogo in cui si è. Abbiamo, grazie a Dio, buone strutture ausiliarie per le attività extraliturgiche, sale, saloni, teatri. Rispettiamo le chiese, non utilizziamole come sale multifunzione che tolgono la percezione di ciò che è loro proprio. Chiediamo il raccoglimento, soprattutto nell'approssimarsi delle celebrazioni, come preparazione immediata. L'ufficio liturgico è disposto a dare ogni aiuto e proporrà iniziative per la formazione liturgica. Questo gli è stato chiesto da vari vicariati. Si obietterà che tutto questo è bello, ma in molti luoghi pressoché irrealizzabile, soprattutto nelle piccole comunità, dove le assemblee liturgiche sono ridottissime nelle persone, dove è molto difficile ordinare le celebrazioni, dove il celebrante è tenuto ad affrettarsi
per rispondere a esigenze di più celebrazioni in un tempo ristretto, correndo da una chiesa all'altra, semmai in valle, quindi salendo, scendendo per strade anche impervie. E quindi la celebrazione deve essere accelerata per avere il tempo di andare dall'altra parte. Sono situazioni che vanno affrontate con delicatezza verso le comunità, ne sono consapevole. Non vogliamo entrare a dire così, no, voglio che le comunità sentono una delicatezza verso da loro, ma nello stesso tempo vanno affrontate con serietà, valutando l'urgenza di quello che dico, perché è ragionevole prevedere che tali situazioni potranno rapidamente aggravarsi. Non sono pessimista. I preti diminuiscono e noi siamo già fortunati. Io sono uno dei pochi vescovi che tutti gli anni, eccetto 2, ho ordinato dei preti in diocesi. Altre diocesi non hanno avuto questa fortuna e sono anni che non ordinano nuovi sacerdoti. Voi direte, allora noi siamo tranquilli. E no, perché sono insufficienti, nonostante tutto, i sacerdoti che stiamo ordinando. Da una parte io do atto a una comunità nostra diocesana di essere tale da promuovere vocazioni. Questo lo riconosco e ne ringrazio Dio e ringrazio chi partecipa. Tutti coloro che pregano per le vocazioni, e sono tanti, le ore di adorazione per le vocazioni, ma nello stesso tempo avverto che il numero sta diminuendo. L'altro motivo per cui mi fa fare questa affermazione di urgenza è il fatto dello spopolamento di tante comunità, per cui la partecipazione all'Eucaristia è più scarsa perché ci sono meno persone e molte sono anziane e non possono neanche uscire di casa. Quindi è necessario intervenire. Dobbiamo studiare il problema, cercare di non trovarci all'improvviso nella necessità di un intervento che diventa, perché è urgente, poi poco rispettoso di come dicevo. Cerchiamo insieme le soluzioni, perché sappiate che io sono convinto, e lo farò fino in fondo, che il rispetto delle piccole comunità esige che non li priviamo della cura pastorale ed è necessario rispettarle anche con l'affrontare con loro i problemi accennati senza trascurare un impegno formativo per superare chiusure particolaristiche, a volte sono i nostri nemici, il chiuderci a ogni proposta che cerca di affrontare il problema e convincere che le soluzioni proposte non intendono affatto mortificare né l'identità né la dignità. Una proposta concreta che è stata discussa al riguardo è quella delle comunità eucaristiche, cioè del raccogliersi di più piccole comunità in un'unica assemblea eucaristica festiva. È un'esperienza in atto da tempo. Avete capito cosa intendiamo per comunità eucaristiche? Più comunità, più piccole comunità si ritrovano nello stesso luogo a celebrare l'Eucaristia. Questa la intendo con comunità eucaristica. È un'esperienza che è in atto da tempo in varie situazioni analoghe nelle diocesi italiane. Anche nella nostra diocesi c'è già qualche comunità che ha accettato questa proposta con la soddisfazione di celebrazioni più belle nella loro semplicità
e anche con il crescere della comunione fraterna. Attraverso questo modo anche si evidenzia che l'Eucaristia è principio di unità fra i fratelli credenti. Le riflessioni, e io le faccio mie, hanno insistito sul fatto che le decisioni per le comunità eucaristiche siano per la crescita e non per la mortificazione delle comunità anche se piccole, siano scelte impastate di futuro, che guardano al futuro e che vogliono garantire il futuro di queste comunità e non scelte di rassegnazione, che siano luoghi che risanino, che diano un respiro più ampio e tesi a prendersi cura delle persone, a favorire il loro legame con la comunità. Allora affido ai consigli di ambito il compito di valutare e studiare in pratica questa possibilità. Sulla base di quanto emergerà, mi impegno a entrare in dialogo personalmente con le comunità interessate per una decisione il più possibile condivisa. Quando parliamo di queste cose il pensiero va subito alle valli, ma anche la città, anche delle città sono ordinare e armonizzare le celebrazioni delle Sante Messe. E anche in questo chiedo che siano impegnati i consigli di ambito. Chiedo che sia data relazione del lavoro fatto, fatta al Vescovo di quanto stabilito entro l'inizio del prossimo Avvento. Questo per le riordino e armonizzazioni delle messe nelle città. Non è giusto che ci siano due chiese vicine che hanno tutte e due la messa alle 17:30, perché si è sempre fatto così. Cosa serve? Poteva valere un tempo, ma oggi c'è bisogno invece di questa apertura. Vanno considerate occasioni di evangelizzazione le iniziative espressione della pietà popolare, che non vogliamo trascurare. Abbiamo parlato della liturgia, ma non dimentichiamo la pietà. I pellegrinaggi, siano preparati i pellegrinaggi. Le processioni, siano preparate le processioni, siano pregate le processioni. Non siano giretti con le mani dietro la schiena chiacchierando di qualche cosa, perché allora non hanno senso. Lo dico apertamente, non hanno senso. Ci sono delle processioni che sono espressione di fede e di preghiera, lo devo dire con soddisfazione, ma ce ne sono di quelle. Ecco, quindi chiedo, non intendiamo dimenticarle, trascurarle, chiedo che siano curate. Le espressioni propriamente di preghiera non vanno mortificate, ma curate in modo che siano autentici momenti di fede, occasione di ascolto e di preghiera. Sentivo prima nelle testimonianze che qualcuno ha chiesto per la processione del Corpus Domini che ci fosse lettura della parola e silenzio per meditarlo. Queste sono cose molto, molto belle, ringrazio chi ha questa sensibilità e invito a continuare. Ricordo che anni fa, e non ha terminato il suo valore, abbiamo fatto un documento sulle feste cristiane, perché non si riducono soltanto a sagre, però vanno anche partecipate, appunto siano momenti di ascolto, di riflessione, di meditazione. Possono essere occasioni di quella formazione alla lettura del Vangelo di cui abbiamo parlato. Ancora, il penultimo argomento l'ho intitolato Abitare nella città degli uomini.
e l'ho aperto con la citazione. C'è un testo tratto dalla lettera di Ogneto, che è un autore del II secolo dopo Cristo, che parla dei cristiani. Chi sono i cristiani? Io non leggo il testo, lo potete leggere voi, è molto bello, è semplice. Si dice sostanzialmente che i cristiani sono cittadini là dove abitano, dove sono, dove vivono, che portano ciò che hanno ricevuto, cioè il dono che viene dall'incontro con Gesù Cristo. Propongono un modo di vivere che è secondo l'umanesimo cristiano. Ecco, noi anche non vogliamo essere chiusi, vogliamo essere attenti, dicevo, alla realtà del territorio e quindi impegniamoci in questa collaborazione. Ho messo alcuni riferimenti particolari: promuovere l'alleanza tra realtà educative, Chiesa, famiglia, scuola, mondo dello sport. Ho chiesto di prendersi cura delle solitudini, scoprire le solitudini, essere attenti alla realtà delle famiglie oggi. Infine, la carità. La carità non abbia finzioni. L'impegno della carità cristiana nasce da Cristo. Papa Francesco molte volte ha insistito sul fatto che le chiese, le comunità non possono ridursi ad agenzie assistenziali. L'impegno della carità nasce dal cuore del Vangelo vissuto. Per questo motivo è necessario formarsi, anche una formazione alla carità, andando oltre la buona volontà e la sensibilità, ma che la sensibilità sia legata alla crescita della fede. Nella nostra diocesi sono vive numerose iniziative di carità. Sarebbe efficace creare rete tra queste iniziative, anche qui superando i personalismi e i particolarismi, che è una grande tentazione. La faccio io questo, ed è mia, non voglio condividerla, la condivido solo col mio gruppo. Questa è già l'antitesi della carità cristiana. Caritas diocesana è molto impegnata anche sul piano operativo, però suo specifico è la capacità di formare, l'impegno formativo. Teniamone conto. Concludo. Il lavoro dei tavoli è stato ricco e molto attento alle realtà locali. In questo modo il lavoro ha avuto concretezza, anzi ha già portato frutti di iniziative. Le linee che ho dato qui per tutti desiderano dare un'impostazione comune alla nostra diocesi, ma che questa impostazione va attuata nelle comunità e negli ambiti. Do appuntamento al convegno diocesano d'autunno per una prima verifica sulla recezione di queste linee programmate. Inoltre, nello stesso periodo inizierò la seconda visita pastorale della diocesi, che sarà svolta per ambiti. Tutto questo consentirà di impegnarci insieme sull'attuazione delle linee qui date. Avete notato che ho preferito parlare di comunità piuttosto che di parrocchie. L'ho fatto non per negare il valore della parrocchia, ma per provocare a far sì che le nostre parrocchie si impegnino ad essere vere comunità, non limitandosi all'organizzazione giuridica che può essere presa a pretesto per alimentare i particolarismi. D'altra parte i documenti della Chiesa definiscono la parrocchia comunità di fedeli. Il termine comunità appare meno rigido e apre alla comunione di cui abbiamo bisogno. Così come abbiamo bisogno di spirito di servizio per attuare quanto ci proponiamo. E denuncio un ostacolo, le possibili posizioni acquisite, soprattutto se posizioni di piccolo potere. Io sono questo
e questo è mio e nessuno me lo può togliere più. Questo compito, sono ministro straordinario della comunione e devo esserlo in perpetuo, perché se non lo sono più, chi sono io? Invece di pensare che è giusto che ci sia una circolarità, una circolazione. E questo non è soltanto per i ministri o per i catechisti o per altri, ma a volte per cose anche che sembrano più piccole, ma che diventano ostacolo alla edificazione della comunità. Sono quelle strutture alle quali il Vangeli Gaudium dice che ostacolano, vanno alleggerite in funzione della nuova evangelizzazione. E fido queste direttive alla Beata Vergine Maria, patrona della diocesi, colei che prima fra tutti, al di sopra di tutti, ha servito la parola fatta carne e ha fatto la volontà del Padre. Grazie di avermi ascoltato.